vorrei presentarvi cosa che è questa lingua veneta, perché giustamente che c'è tanta confusione anche in Italia si dice il veneto è un dialetto dell'italiano, purtroppo questo è impossibile, perché dialetto significa che sia una variante locale della lingua principale. Questo è impossibile nel caso del Veneto, perché il Veneto è più vecchio dell'italiano. E se ti sei più vecchio di uno, non ti puoi essere soffioio, o no? Quindi vorrei presentarvi cose che sia la lingua veneta e quali che siano le lingue dei veneti, perché bisogna capire sia se è una lingua, e lo è una lingua, ma cosa vuol dire veneta? Chi sono i veneti? Quanto grande è il fenomeno veneto nel tempo e nel spazio? Cosa sia questa lingua veneta? Intanto è una lingua neolatina. Cosa vuol dire? Che è una lingua che viene fuori dal latino. Inizialmente, come anche il portoghese, come l'italiano, come il francese, ok? Tutte lingue che vengono fuori dal latino e si chiamano neolatine appunto per questo. Quindi inizialmente che era tutta una lingua che era il latino, che dopo un certo punto comincia a dividersi e ognuno che parla la sua strada. È nato il portoghese, è nato il spagnolo, il castigliano, è nato il catalano per esempio, il veneto, la lingua d'Oca, il francese dell'alta Francia, della bassa Francia, sono ognuno che ha localizzato il latino. La città di Roma, la più vecchia di Venezia, ha circa 2700 anni. La città di Padova, invece, dove sia? Qua. Ha 3200 anni. Quindi i Veneti era nella regione Veneto 500 anni prima che Roma fosse fondata. Come è possibile che i Veneti sia un fenomeno, diciamo, di un canton dell'Italia? Se che era 500 anni prima non solo dell'Italia, che era 500 anni prima che fosse fatta Roma un quareo sopra l'altro, un mattone sopra l'altro. Il fenomeno veneto è questo, una gran lunga storia che non è solo la Serenissima Repubblica di Venezia, che tante volte che vi sentivo parlare magari, sempre massa poche perché c'è tante robe da sapere, ma è un fenomeno molto vecchio, antico. I Veneti, il nome Veneti esiste da 3200 anni. La vera tradizione non è ricevere la lingua e soffermarla, ma se la tradizione vera è quando che ti te la consegni. Questa è la responsabilità che avevano altri, un po', di consegnare, tramandare il patrimonio. Per uno che sa solo l'italiano, il Veneto può aiutare a capire meglio il portoghese. Per uno che sa solo il portoghese e conosce qualcosa di italiano, di Veneto, se può leggere e capire meglio l'italiano. C'è da essere più lingue. Dico sempre, la nostra lingua, la vostra lingua, è un muscolo. Più lingue che la conosce, più che la fa esercizio, più che la diventa forte. Questa istituzione privata di ricerca e di studio ha creato questo, il primo manuale universitario tutto scritto in lingua veneta moderna, che include dentro il sistema tutte le varietà del Veneto. E l'è fatto con l'Università di Francoforte, quindi in Germania, con i professori Klein e Stegmann, che chiaramente lui siete da Vicenza questi, no? Con i cognomi che ha. E cosa fa questo libro? Per la prima volta è tutto scritto in Veneto, per la prima volta è una pubblicazione universitaria dell'università. Pensate che la Germania ha messo anche dei schemi per stamparla, capito? Per distribuirla nelle università tedesche, se trova. E cosa fa questo libro? È tutto scritto in Veneto e confronta il Veneto con sia lingue, con il francese, con il spagnolo, col catalano, col romeno, con l'italiano e col portoghese. Quindi qua dentro si trova tutti gli esempi di confronto tra il veneto, italiano, portoghese, spagnolo, romeno, francese, eccetera. Quindi è un bel strumento non solo per gli studenti di lingue, ma anche per i professori di lingue, perché gli potrà formare quelli che sono gli studenti che saranno i futuri insegnanti delle lingue. Sarebbe bello che, visto che qua in Rio Grande c'è una enorme componente linguistica veneta e la si sente tanto anche quando che parla in italiano, perché che è una legge educata,
è importante riuscire a gestire le due robe, quindi anche nei corsi di italiano grammaticale fare una piccola introduzione sulla lingua veneta, sulle diversità, significa anche fare meglio l'italiano. In realtà i migranti che sono venuti dall'Italia a qua, tutti, non solo quelli del Veneto, ma tutti questi parlava italiano, forse l'1% italiano, scusate, parlava italiano. L'italiano in Italia con l'unità d'Italia veniva parlato dall'1% della popolazione. Tutti gli altri parlavano la sua lingua, quella vera, quella consueta. Quindi il 100% dei veneti parlava veneto e il 100% dei friulani, quei veri friulani, gli parlava furlano. E questi l'1% sapeva anche qualcosa di italiano. Ma sinceramente si è sbagliato che si studi solo l'italiano qua, perché non è mai stata la lingua degli emigranti. L'italiano era la lingua del tocco de carta, del foglio de via, del passaporto. Questa è la differenza. L'italiano era la lingua del Stato da dove che si sta costretti a partire, ma non era la lingua sua. Ricordatevi questo. E quindi questa è invece la roba più importante di tutte le attività per revitalizzare una lingua, per ridare la sua dignità, per ridare per una questione di giustizia, perché la nostra lingua non è da manco delle altre. Non possiamo dire che la è meglio, ma guai a chi che dice che è peso. Guardate che non siamo di pretendere, se vi voglia di usare la vostra lingua di più, se vi voglia di parlare di più, se vi voglia di scrivere di più, se vi voglia di andare all'ufficio del comune e pretendere chi vi risponde in italiano, guardi può di farlo, perché l'italiano è riconosciuto qua. Fasio, feo. Non stai a avere paura, non stai a pensare di essere egoisti, perché vuoi parlare la vostra lingua, perché se non la parla di altri, chi sei che la parla? Chi la parla? Non è egoismo il nostro, ma è anche un po' di autodifesa, perché dopo averci fatto tante botte, fare il solo pensiero di parlarla, dopo essere stati considerati e trattati da stupidi per parlare la lingua di Marco Polo, di Vivaldi, di Tiziano, di Canova, di Casanova, cosa ha detto Palladio? Sì. Per parlare la lingua della prima donna laureata al mondo. I veneti sono una popolazione che per la prima volta nella storia, nel 1678, laurea, fa la graduazione di una donna. Nel 1678. In altre parti d'Europa una donna che sapeva leggere e scrivere era una strega. Invece in Veneto una università, l'Università Veneta di Padova, decide con coraggio di andare contro quello che diceva il Papa, quello che diceva tutti, e di consentire che a una donna intelligente di laurearsi. Questi sono i veneti, quelli che fa, e voi lo sapete perché avete visto qui vostri oggi dal matto alla civiltà, qua, i veneti sono quelli che prova e riesce a fare quello che gli altri non riescono neanche a pensare. Bon, grazie a tutti.